Bentrovati a tutti gli amici amanti della buona musica, bentrovati con la terza pagina della cultura di questa vostra emittente, leader nell'informazione locale. E in una radio o in una televisione il massimo per poter dire di avere sfogliato la terza pagina è poter appunto dire di aver avuto la possibilità di assistere ad un bel concerto. E in questa puntata lo sarà. Si dà appunto il caso che nel nostro paese abbiamo operatori della cultura di livello eccelso ovunque. Purtroppo però siamo in un bruttissimo periodo. Nella sostanza, dopo la pandemia, dobbiamo subire una economia di guerra, c'è poco da dire. Pochi anni fa, nel centenario della Grande Guerra, abbiamo svolto una serie di concerti di commemorazione. E con lo stesso spirito, con la stessa tristezza nel cuore, ne proponiamo la replica che dedichiamo a chiunque da una parte e dall'altra è venuto a mancare per colpa della guerra, questa insana guerra. In questa puntata vi proponiamo il concerto del 2018 effettuato dall'Orchestra da Camera I Solisti di Radio Veneto 1 al Teatro Lorenzo da Ponte di Vittorio Veneto. Ai tempi di quando lo abbiamo registrato era un evento pensato per commemorare il tenente colonnello Camillo De Carlo, medaglia d'oro al valor militare. Oggi il nostro pensiero va alle decine di migliaia di vittime di ogni età, di ogni parte, per questa assurda, tremenda situazione. Il programma è molto bello. Di Giuseppe Tartini il concerto per tromba ed archi in re maggiore con Roberto Rigo, tromba solista. Di Antonio Vivaldi il concerto per violoncello e archi in la maggiore RV 419, Giuseppe Barutti violoncello solista. Di Antonio Vivaldi il concerto per liuto e archi RV 93 con Ivano Zanenghi arciliuto solista. Poi Johann Sebastian Bach. E a seguire una vera chicca appunto di Johann Sebastian Bach, il concerto brandenburghese numero 3 BWV 1048. Al Teatro da Ponte, dedicato al suo librettista d'elezione, non poteva mancare Wolfgang Amadeus Mozart, del quale verrà eseguito il primo divertimento in re K136, e ancora di Giuseppe Torelli il concerto per tromba in re maggiore, sempre con Roberto Rigo, tromba solista. Seguirà di Gabriel Fauré la Pavane opera 50 e concludiamo con un brano maestoso di Camille Saint-Saëns, The Swan, il cigno, con Giuseppe Barutti, violoncello solista. A dirigere sarà il maestro Giorgio Ossini. Buon ascolto.
Super. Mozart, divertimento, terzo tempo, senza ritornelli.
Spero sia stato, anzi è stato un bel concerto, bello davvero. Era un concerto di commemorazione e chissà cosa ci aspetterà. Ma non fasciamoci la testa, cerchiamo di pensare in modo positivo. Ci auguriamo possa prevalere il buon senso. Abbiamo solo voglia e bisogno di lavorare, noi vogliamo lavorare. Con questo augurio, alla prossima.